Stiamo cercando di mettere in sicurezza la SS 118 per togliere il semaforo che da molti mesi è stato installato dall'ANAS per ragioni di sicurezza. Non è più possibile dopo mesi lasciare un semaforo su un'arteria importante e mettere i cittadini raffadali in condizione di pericolo, perché molte volte il semaforo non risultava in entrambe le parti con il colore diverso. Quindi abbiamo deciso come comune di dare una mano d'aiuto all'ANAS e sta arrivando l'ingegnere dell'ANAS al fine di metterlo in sicurezza e finalmente togliere il semaforo. Il Comune del Raffadale ringrazia l'ANAS per aver dato la disponibilità di togliere finalmente dopo qualche mese il semaforo qui sull'SS 118. È stato messo dall'ANAS per ragioni di sicurezza, ora è stato tolto il pericolo che era un immobile proprio prefigente la strada, e allora il Comune ha deciso, collaborato da un cittadino del Raffadale, di togliere il pericolo. Finalmente oggi togliamo il semaforo dalla SS 118. Ringrazio l'ANAS per averci autorizzato, per la disponibilità che sempre hanno nei confronti del Comune del Raffadale, e finalmente daremo ai cittadini la possibilità di transitare la SS 118 senza nessun semaforo. Finalmente,